Le due scoppole rimediate a Siracusa non danno certo il quadro completo di una partita in cui l'Unione ha lottato, ha provato a creare gioco e pure concluso in porta. Semplicemente i siciliani ne avevano di più. Baiocco e Testardi, rispettivamente primo e secondo marcatore, rappresentano un lusso per la categoria. Il primo a 37 anni, in terza serie fa tutta la differenza del mondo. Il secondo, di scuola Sampdoria, ha tutte le carte in regola per puntare alla Serie A. L'Unione però è rimasta unita, compatta, accompagnata pure da un manipolo di tifosi che ha affrontato la trasferta più lunga della Lega Pro. Ora purtroppo l'attenzione si sposta nuovamente dal campo alle grane societarie. Domani è in programma il CDA in cui Aletti aveva promesso l'aumento di capitale e l'ingresso in società del fantomatico zio d'Australia. Ormai però non ci crede quasi nessuno. Mercoledì invece è fissato l'appuntamento davanti al presidente del Tribunale Civile, Sansone, che potrebbe decretare il fallimento della società. In questi giorni si è parlato di una cordata interessata alla Triestina che farebbe riferimento all'ex arbitro Baldas. Il curatore fallimentare potrebbe assegnare loro in affitto la società fino al termine della stagione, come prevede la riforma del diritto fallimentare, escludendo l'onere dei debiti pregressi. Nell'ambiente però ci si domanda che fine farebbe il titolo sportivo in questa situazione. Verrebbe perso comunque a fine stagione? Per il momento la speranza è che la risposta a questo interrogativo possa essere rinviata a fine stagione, permettendo alla Triestina di portare a termine il campionato.